Sensibilizzare intanto la popolazione, in particolare la popolazione giovanile, dei rischi del gioco online in particolare. Alla luce di un fenomeno in crescita, quello del gioco d'azzardo in particolare tra i giovani, è stato siglato un protocollo triennale dal direttore interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza di Venezia, insieme all'Ufficio Scolastico Territoriale l'ULSTRE. Il gioco online è aumentato di 5 volte, il 500% negli ultimi 10 anni. E quindi quando significa che è aumentata la spesa ed è aumentata la perdita. Il gioco quando induce una dipendenza lo induce perché? Perché intanto dà premi sempre più frequenti, quindi in meno tempo, e va a sollecitare una parte del cervello molto importante che è quello della gratificazione. Cioè il cervello tende a ripetere ciò che gli piace e infatti la dannazione sono le vincite. Un settore spesso attenzionato dalle organizzazioni criminali. Il gioco è un ambito che suscita grande interesse per la criminalità organizzata, che vede attraverso il gioco la possibilità di ripulire i capitali illecitamente accumulati, quindi si presta bene a fenomeni di riciclaggio e quindi di pulitura dei capitali. Ecco perché è fondamentale che i ragazzi ne conoscano i pericoli. È importante all'interno delle scuole, e questo è il senso del protocollo di oggi, creare la consapevolezza che col gioco non si vince, non si fanno i soldi facili. Quindi intercettare da subito questo problema all'interno delle scuole, che poi sono lo specchio anche delle famiglie, è il nostro compito. Noi già lo facciamo da anni, però oggi siamo particolarmente lieti di fare questo protocollo. Saranno degli incontri appunto al mattino di circa 2 ore dove appunto parteciperanno i rappresentanti, avete visto insomma anche il livello di preparazione sia dell'USL che dell'Agenzia e anche della Guardia di Finanza, dove esporranno in maniera anche semplice quali sono appunto i rischi del gioco d'azzardo e poi dei gravi danni che provocano la ludopatia non solo a livello psicologico di salute ma economico e soprattutto di disgregazione spesso purtroppo delle famiglie.